Marco, È là? ma la vuoi vedere una cosa? Sempre. Dai, ti porto a vedere una cosa che non è censita, di cui ti avevo già parlato, ma che non avevi mai visto. Mi vuoi anticipare qualcosa o surprise? Surprise, dai. Ah, io. Yes. Quello che voglio farti vedere, Ma così non ti sento. Adesso, quello pronti? che voglio farti vedere io è questo. Caspita. Cioè, guarda che pietre. A parte, no, le vedi? Sì. Messe orizzontali, verticali, sono anche particolari. Intanto la pietra, questa è la famosa arenaria di San Vito, no? Il filone di scisto che parte da San Vito, le Domus de Gianas di Prano Narbonis e poi viene verso il mare, verso qua. E quindi abbiamo, questo è l'ultimo, perché poi il prossimo è di granito e invece da quell'altra parte poi c'è il Rio Molas, c'è Saguardia Buncillon e quelli sono tutti fatti di questa pietra. Dice che questo non è censito. No, questo non è censito, abbiamo chiamato Bracu 2 perché la zona è su Bracu ed è vicino al nuraghe del Subracu, quello censito. Però vieni, voglio farti vedere una cosa. Che cosa c'è qui, Martino? Cosa c'è qui? Caspita. Guardate qua, la Piatabanda, L'architrave. l'ingresso a Piatabanda. Sicuramente ce n'era un'altra qui sopra tra questa pietrona e quella pietrona qua dietro. Ma quella è enorme. Qui sicuramente c'era un'altra Piatabanda e un'altra secondo me quella che c'era all'interno. Adesso ci arrampicheremo qua sopra. Guarda lì. E guarda quanto sono grandi queste. E poi soprattutto guarda quanto è grande la stanza. Mazza. È veramente grosso. Veramente Queste enorme. magari erano... Guarda che questa qui com'è grande. Io ne ho visto Guarda una. questa qua, Marco. Questa è una trave, sembra. Il paramento interno. Sì. Guarda che figata. Eh sì. Guarda là sotto come scende, sotto quelle piante lì. Che va ancora più in basso va. Caspita, si vede benissimo lì all'interno. Lo sai che è uno dei meglio conservati all'interno. Sì, sì. Guarda che figata. E poi è grande. E qua chiederemo aiuto al nostro socio Michele. per darci qualche indicazione, così proviamo a chiedere al proprietario se ci dà la possibilità di dargli una pulitina. Tieni Marti. Pronto al volo, eh? Vai. Martino, thank you so much. Grazie. Q2, Grazie mille. ci vediamo alla prossima. Ciao.